Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi siamo pronti a intraprendere una nuova avventura sull'asfalto. Allora, vediamo un pochettino, vediamo di intraprendere questo nuovo Fuck You Time. Ho iniziato la mia nuova serie di video ragazzi con il Fuck You Time, proprio per esprimere nuovi concetti in questo gioco che è possibile sicuramente, che dà la possibilità di spaziare da un argomento all'altro. Allora, andiamo sempre nella sezione dei lavori dipendenti, prendiamo il carico più costoso, quindi del legname, ben 247 km da Francoforte a Nürnberg, perfetto, con uno Scania, benissimo, 4 ore di viaggio. Vediamo di intraprendere questa bella avventura ragazzi. Partiamo, vediamo un pochettino il caricamento, eccolo qua, perfetto. Eccoci a bordo del nostro nuovo truck ed eccoci arrivati, accendiamo il motore. Benissimo, vediamo un po' se funziona tutto, diamo un'occhiata. Benissimo. Allora, vediamo di iniziare il nuovo Fuck You Time. Però prima ragazzi di iniziare con la sezione delle domande, vediamo intanto di aumentare un po' il volume. Eccoci qua, vediamo un po'. Perfetto. Prima di iniziare con la nuova sezione delle domande, queste domande risalgono a 20 giorni fa, quindi al 10 ottobre. Vi volevo spiegare il perché della mia assenza, diciamo. Vediamo un pochettino. Intanto dov'è l'uscita? Ah, ecco, dall'altra parte. In questi giorni non sono riuscito a caricare dei gameplay, ovviamente di nessun gioco, proprio perché mi sono impegnato con l'università. Mi sono impegnato con lo studio, ovviamente. E sicuramente ho avuto... Aspettate ragazzi un attimino, prima usciamo da questo benedetto posto. Ok, perfetto. Vediamo di andare così, piano. Proviamo dall'altra parte, vediamo un po'. Ok, l'uscita deve essere qui sulla sinistra, siamo a 20 km orari, già il nostro camion risponde bene. Vediamo come va il serbatoio, è sempre pieno, benissimo, certo lavoriamo per qualcuno. Allora ragazzi, vediamo di uscire da questa bolgia infernale, eccolo qua. Amen, finalmente. Allora, in questi giorni ragazzi non sono riuscito a caricare gameplay proprio perché mi sono dedicato molto allo studio universitario in questi giorni, quindi vi voglio far sapere. Vi ricordate che vi avevo detto in passato che non ero riuscito a superare un test in pratica per la facoltà di ingegneria? Bene, questo test adesso ho avuto l'opportunità di rifarlo, perché ho scoperto che questo test non era vincolante, nel senso sicuramente è possibile farlo ogni mese. Quindi ho preso la palla al balzo e, visto che ero in un periodo diciamo di attesa, stavo ancora scegliendo le facoltà, ero iscritto da una parte, però ho avuto l'opportunità quindi di ritornare diciamo sulla mia prima scelta. In questi 20 giorni mi sono messo diciamo a studiare in maniera intensa su le materie principali di questo test, che ovviamente avverrà ogni mese. Ovviamente se non si passa il primo mese c'è il secondo mese e così via. Quindi mi sono ancora, ovviamente il test lo dovrò fare sicuramente nel prossimo mese o magari nei prossimi 2 mesi, quindi mi sono messo a studiare parecchio per recuperare il terreno perso in quel mese diciamo un pochettino di attesa. Però adesso ovviamente mi sto rimettendo al passo e quindi posso tornare a fare gameplay come prima, visto che ho raggiunto diciamo il metodo di studio principale. Benissimo, per quanto riguarda i gameplay, allora ragazzi, abbiamo ovviamente la serie di Euro Truck Simulator 2 che continueremo a portare avanti con il Fuck You Time. Adesso vediamo un pochettino di far attenzione che sta intanto iniziando a piovere. Vediamo di organizzare una nuova partita su Battlefield 4 tutti insieme. Credo di farla giorno, ovviamente tra un paio di giorni, spero sabato pomeriggio ragazzi. Vediamo se sabato pomeriggio possiamo fare questa bella partita, così nel weekend siamo un po' tutti fuori al di fuori delle attività lavorative, quindi possiamo dedicarci un pochettino al relax. Vediamo se sabato possiamo fare questa bella partita. Tutti coloro che sono disponibili sabato ragazzi, magari dalle 15 alle 14, dalle 15 alle 16, me lo facciano sapere nella descrizione. Quindi porteremo avanti anche Battlefield 4 con queste partite, ritorneranno le partite ragazzi, visto che adesso sto riassumendo come dire la tranquillità con questa università finalmente. E quindi dopo Battlefield 4 non ho acquistato Project Cars ragazzi, perché ancora purtroppo non è uscito, l'hanno rimandato al 2015, quindi lo acquisterò quando uscirà a marzo del 2015. Per quanto riguarda la sezione Formula 1, allora in Formula 1 2013 ragazzi, l'ultimo Gran Premio del Brasile non lo effettuerò con la Williams nella vecchia carriera, perché mi è successo un problema. In pratica stavo registrando il Gran Premio di Formula 1 diciamo
diciamo, le prove libere, le qualifiche e tutto il resto, ma c'è stato probabilmente un cortocircuito in casa mia, non so che cosa, ma forse era dalle nostre parti si chiama la ciabatta, è in pratica una specie di rettangolo dove si inseriscono tutte le prese, perfetto, e ovviamente a questa ciabatta era collegata l'UPS, il computer, la lampada, il televisore, cioè c'erano un bel po' di cose collegate e siccome era abbastanza vecchia probabilmente c'è stato un cortocircuito e si sono bruciati i cavi probabilmente della ciabatta, o si è bruciata la ciabatta stessa, ancora non l'ho capito perché non sono un elettricista, però a quanto pare la corrente è andata via al computer, avendo anche l'UPS non ho capito forse perché, si sarà bruciato forse anche il cavo del computer all'UPS, comunque è successo un cortocircuito in pratica e la corrente è andata via, e mentre registravo Formula 1 c'è stato questo problema e appena ho riaperto Formula 1 mi è apparso appunto che il salvataggio si era corrotto come al solito. Ecco, per fortuna io avevo fatto il backup di Formula 1 2013, però il backup risale a Suzuka, mi sembra al Gran Premio di Suzuka, a un paio di Gran Premi prima della fine, o mi sembra al Gran Premio, non mi ricordo, un 3-4 Gran Premi prima di quello del Brasile. Quindi ragazzi è davvero molto difficile per me fare il nuovo Gran Premio su Formula 1 2013 nella carriera attuale, e avevo intenzione di fare ovviamente l'ultimo Gran Premio del Brasile nella modalità single player, diciamo, in modo tale da... Attenzione, i fari spenti, scusami, io qua mi metto a parlare, infatti con questo tempo ormai nuvolosissimo, meglio accendere i fari. Quindi ragazzi possiamo fare il Gran Premio di Formula 1 con la Williams, magari sceglieremo il pilota della Williams corrispondente e aggiungeremo i punti facendo un paio di conti, magari lo aggiungerò una classifica provvisoria nella descrizione e vedremo un po' come andrà a finire. Se vi va l'idea ragazzi possiamo arrangiarci così, mi dispiace ma ovviamente questi sono problemi che capitano ogni tanto, si parla sempre di elettronica, roba del genere, perché forse è accaduto tutto perché la ciabatta era troppo sovraccaricata, in pratica aveva il televisore, la luce, il monitor, tutta questa roba, probabilmente non riusciva a smistare bene l'energia, non so, comunque ogni volta dava sempre problemi finché non l'ho sostituita finalmente. E bene, quindi ragazzi per Formula 1 2013 possiamo fare così, o terminare con l'ultimo Gran Premio prima del Brasile, però rimarrebbe tutto un po' in aria e non vorrei, quindi possiamo dedicarci a un nuovo Gran Premio con la modalità normale e purtroppo non ci sarà più Edward Van Helgen, ci sarà un altro pilota, però possiamo completare il nostro campionato così tranquillamente. Non acquisterò Formula 1 2014 perché, come vi ho detto, Formula 1, diciamo le nuove regole di Formula 1, tutto il sistema non mi sta piacendo molto più, non mi dà più quella grinta che mi dava in passato, e quindi avevo intenzione di orientarmi più su Project Cars quando uscirà ovviamente, quindi per questo ho deciso necessariamente di comprare Project Cars invece che Formula 1. Purtroppo l'hanno rinviato, ma vabbè. Quindi come occuperemo il nostro tempo in questi prossimi mesi? Il 18 novembre uscirà Far Cry 4 e sarà un titolo che acquisterò e lo giocheremo insieme fino a spolparlo. Quindi non avremo più problemi di salvataggi, di perdita di nulla, perché sicuramente con la nuova ciabattina è tutto collegato, non ci saranno più problemi di perdita di corrente. E allora vedremo un pochettino di continuare Far Cry 4, di finire magari Far Cry 4 insieme, quindi un nuovo titolo che acquisterò. Per quanto riguarda altri giochi, finiremo ragazzi la nostra campagna su Tropico 5 e ci dedicheremo principalmente anche a The Sims 4. Vediamo, ho dei nuovi obiettivi in mente, alcuni miei amici mi hanno fatto notare delle nuove cose che si possono fare, luoghi segreti, grotte segrete, vedremo un pochettino di dedicarci anche su The Sims, e quindi per adesso possiamo continuare così. Far Cry 4 coprirà un bel po' di tempo, quindi non vi preoccupate. Per quanto riguarda, ve l'ho detto, Formula 1, la gara arriverà certamente perché non lascio niente in aria. Ops, maledizione, ma guardate a questo che passa per forza. Ma devo passare, passa sempre il più grosso. Che voleva questo qui? Meno male che ci siamo fatti solo l'1% di danno. Meno male. Per la legge della quantità di modo e dell'impulso, quello che ha la massa più grande vince. Quindi addio amico mio, come parlavano su Borderland, chi ha l'arma più grande vince sempre. Infatti noi non abbiamo fatto una piega, lui se n'è andato a farsi benedire. Comunque,
Faremo quindi questi gameplay, porteremo avanti queste serie. Che altro? Di Formula 1, quindi arriverà la gara, ragazzi, state tranquilli, però purtroppo non più con la Williams, il solito Edward, prenderemo un altro pilota, sempre della Williams, e aggiungeremo i punti automaticamente alla classifica che c'era ovviamente in passato, nell'ultimo Gran Premio. Quindi tranquilli che il Formula 1 finirà in maniera gloriosa, e vedremo un pochettino chi la spunterà. Bene, però adesso basta parlare di queste cose, andiamo alle nostre domande. Allora, Fuck You Time, Eddie di Francesco Nicolini: come ti è venuta la spontaneità di fare lo youtuber? Mi daresti qualche dritta? Questa è una domanda che fanno quasi tutti. Ovviamente, come in tutte le cose, devi metterci passione. Oltre alla passione devi ovviamente dedicare un po' di tempo, perché se non hai tempo libero per fare per coltivare la tua passione, non hai la possibilità di portarla avanti. Quindi un po' di tempo libero, molta passione sicuramente, amore quindi per quello che fai. Tutto ovviamente poi si collegherà a quello che farai e verrai sicuramente ricompensato, gratificato da tantissime soddisfazioni se tutto quello che hai fatto l'hai compiuto con amore, quindi passione. Hai mai giocato a un Call of Duty? Di Francesco Storelli. Certo che ho giocato a Call of Duty. Ho iniziato in pratica da Modern Warfare 1, ho finito con Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty aspettate, come si chiamava quello? Il Call of Duty dove c'era Nuketown, quelle mappe lì. Call of Duty, non mi ricordo il nome. Come faccio a non ricordarmelo, ragazzi? Forse voi lo sapete, ce l'ho sulla punta della lingua. Ho giocato a Call of Duty 1 e Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare 2 l'ho consumato quel gioco sulla PlayStation 3. E poi c'era un altro Call of Duty, mannaggia, c'era War at War, che l'ho giocato, ma ce n'era ancora un altro dove c'era la città Nuketown, la mappa Nuketown, la mappa Hanoi in Vietnam, la prigione quella lì. Non me lo ricordo, ragazzi, però aspettate, dove c'era il C4, si poteva lanciare il C4, il lanciafiamme sotto le armi, era bellissimo quel Call of Duty. Non me lo ricordo adesso. Comunque, avete capito? Se vi ricordate la mappa Nuketown, vi ricordate sicuramente quel Call of Duty. Bene. Quanti anni hai? Di Jonathan Grama, 19 adesso, fate il compleanno, mamma mia. Vediamo un pochettino. Pasquale Lazio: comprati un MAN o uno Scania, dammi retta, conosco i camion con le mie mani. Sì, adesso vediamo pian piano, ne raccogliendo i soldi, vediamo di comprare qualche cosa. Intanto Adrian Barbara, mannaggia, devo guidare qui, superato il limite di velocità, maledizione, un attimo. Sì, Adrian Barbara: Eddie, farai mai Assassin's Creed 4 Unity? Non credo che farò Assassin's Creed 4 Unity, perché per adesso con la saga di Assassin's Creed mi voglio fermare. Ho preso Black Flag, mi è piaciuto, e per quanto riguarda Assassin's Creed non credo che ne comprerò altri, perché ho altre idee in mente, altri giochi, non voglio portarmi avanti con Assassin's Creed. Per quanto riguarda Mattia Esposito: e tra i giochi che ci hai portato, qual è stato il tuo preferito? Che squadra tifi? Adesso tutti mi ammazzeranno. Come squadra, io quando seguivo il calcio mi piaceva l'Inter, perché all'epoca, non lo so, mi piaceva la conformazione di squadra, ho sempre tifato Inter. Però poi dopo che l'Inter ha cambiato dirigente, dopo la Champions, diciamo, dopo che ha vinto la Champions, non l'ho seguito più. Non lo so, perché se n'è andato Eto'o, Milito non era sempre lo stesso, Snyder se n'è andato, poi l'idolo Cambiasso se n'è andato pure. Tutti i giocatori che mi piacevano se ne sono andati, e non è che ora tifo più qualche cosa. Quando l'Inter c'era lo tifavo, ma adesso ovviamente non mi va più. Per quanto riguarda invece i giochi che mi sono piaciuti, il gioco che mi è piaciuto di più sicuramente tra quelli che vi ho portato è Hitman Absolution. Il migliore, diciamo, il gioco più bello che abbia mai giocato di quel genere, è davvero uno dei migliori, quindi se non il migliore tra tutti quelli che ho fatto. Quindi Hitman Absolution con 3 pollici in su. Giuseppe De Lorenzo: sei bravissimo, cosa ti piacerebbe fare da grande? Bella domanda questa, con i tempi che corrono non si sa. Intanto vedo di andare avanti all'università, nella facoltà che avevo scelto in passato. Adesso vediamo di continuare a perseverare ovviamente il nostro stato in questa università, e poi si vedrà. Ovviamente non ho idea di cosa fare, visto che ho avuto l'opportunità di ritornare nella mia vecchia facoltà, allora
continueremo su questa strada e poi si vedrà, magari qualche proposta di lavoro, qualche cosa, ancora non lo so, però per adesso studio questo, poi più avanti magari se accadrà qualcosa di interessante allora la accetteremo, la valuteremo di conseguenza. Una bella domandina da parte di, eccolo qua, di Aptrail Joe Paul: dov'è l'unboxing del tuo portatile? Questo se lo stanno chiedendo un po' tutti. In pratica, ragazzi, guardate cosa mi è successo. Passaggio col semaforo rosso, andate a quel paese e io mi devo sbrigare. In pratica, guardate cosa mi è successo. Avevo ordinato il portatile su eBay, principalmente eBay tedesco, perché il computer lo stavo comprando in un'azienda tedesca in Germania. Però al momento dell'acquisto ho visto che il venditore non spediva in Italia per ordini superiori a un tot di euro, perché avevo deciso di pagare in contrassegno, perché quando si parla di cifre grosse non volevo pagare in anticipo, e non spedivano in Italia per il contrassegno superiore a 1000 euro per esempio, e allora ho deciso di non comprarlo più da quell'azienda, e quindi per adesso computer portatile ancora non ne ho comprato. Sto cercando di trovare in Italia il miglior venditore di quel portatile con un prezzo diciamo contenuto, perché in Germania quel computer l'avrei pagato 1000 euro, mentre diciamo in Italia ci sono aziende, venditori a 1200, 1180. Volevo risparmiare quei soldi diciamo, e adesso vediamo se posso risparmiarli ancora, altrimenti vediamo di fare un piccolo sacrificio in più. Comunque ecco perché il portatile non è arrivato. Pendrive Formula 1 2014 di Fabio Di Rocco. Ecco perché appunto ho fatto tutta la premessa prima, ragazzi, per rispondere anche a numerose domande che avevo letto. Quindi diciamo che Formula 1 lo prenderò per ragioni ovvie che ho appena spiegato, e ci concentreremo principalmente su Project Cars come gioco di macchine. Vediamo un pochettino di fermarci. Ok, benissimo, lo lasciamo col muso in avanti. Intanto soddisfacente, ci siamo presi i nostri 3000 dollaroni, perfetto, 2008 per via della penalità, e siamo a 23.000 euro. Un'email: siamo in grado di aiutarti per ovviamente la tua crescita. Il suo limite di credito è stato aumentato a 500.000 euro. Sentite liberi di attingere alla somma disponibile in qualsiasi momento alla banca locale. Questo, ragazzi, lo valuteremo appena miglioreremo il nostro grado di abilità. Comunque non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande del Fuck You Time, anche perché una buona parte del video l'ho rubata io per parlare di argomenti vari, ma intanto erano argomenti che andavano toccati, perché da oggi in poi ritorneranno i soliti video, ritornerà The Sims, ritornerà Tropico. Ragazzi, quindi sabato vediamo se possiamo fare questa bella partita su Battlefield 4. Fatemi sapere le vostre opinioni. Io intanto salvo tutto nella mia agenda personale, che sabato alle 3 ci sarà la nuova partita su Battlefield 4. Tutti coloro che sono disponibili, ragazzi, si aggiungano sul post che farò su Facebook. E per quanto riguarda Formula 1 2013 mi dispiace per il problema che è appunto capitato, però diciamo che è un problema che si può risolvere, tutto si può risolvere, non è mai troppo tardi, perché invece di continuare, meno male che è stata l'ultima gara, ragazzi, perché davvero se capitava a metà campionato dovevo fare metà campionato con una modalità singolo giocatore, non più in carriera. Quindi sostituiremo l'ultima gara con con la modalità gara singola, e aggiungeremo i punti in maniera manuale, se così possiamo dire, nella descrizione. Project Cars è stato rinviato, quindi attendiamo. Far Cry 4 arriverà dal 18 novembre in poi. E per quanto riguarda NBA, ho visto, ragazzi, i commenti negativi che ci sono stati, perché ovviamente non sono un granché, però sto cercando di imparare per i fatti miei, giocando come meglio posso, e appena mi saprò regolare meglio allora continueremo la nostra avventura. Magari vi farò vedere qualche altro incontro, diciamo, tra due varie squadre. Comunque, ragazzi, per oggi è tutto, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!